Oh, buongiorno cari amici, sorpresona. Buonasera a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati. Abbiamo il pile perché si sono Stasera fa abbassate le freschino. temperature e c'è un po' di freddino, ma noi sappiamo che voi siete dei tipi calorosi e che ci seguite con qualsiasi tipo di intemperie, virus, batteri, radiazioni atomiche, insomma di tutto. Hai sentito che Esatto. ultimamente i russi non Sì, dico che ci vogliono procuratevi il miso. scaldare perché sta finendo la corrente e i russi ci danno un Esatto, nucleare. bellissimo, bello, belle Una bella esalazioni, esalazione, ma noi acqua. sappiamo che voi anche in quel periodo lì sarete con noi, o in Esatto. spirito o in materia. Bene, cari amici, come state? Scrivete pure come state, salutateci, noi ci fa sempre piacere. Ildia, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Beh, ovviamente ricordo quali sono gli appuntamenti delle dirette della settimana, mentre aspettiamo appunto che ci raggiungano più persone possibile, visto anche Esatto, l'orario, magari è un orario dove, insomma, è un chi esce orario un po' dall'ufficio, chi è già a strategico. tavola, insomma. Comunque ci siamo ogni martedì alle 21:15 e ogni giovedì alle 19, quindi per ora l'orario è questo, poi probabilmente Quando riadatteremo. inizieremo, Esatto. quando Ormai inizieranno l'estate, l'estate sta l'estate è finendo. finita in realtà. Oggi cos'è? Il 22 Settembre settembre, è praticamente già iniziamo autunno. in autunno, ma noi siamo sempre qui con voi. Ogni Esatto, anno, estate, primavera, inverno, autunno. insomma, siamo sempre qui sul pezzo, no? Esatto. Bene, se volete fare delle domande sapete come fare, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice Sì, d'avviamento postale, DNA, DNA, il F24. tampone, l'F24, insomma. Va bene, scherzi a parte, dovete mettere nella domanda il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro su una tematica precisa, quindi niente doppie domande, niente domande ambigue o troppo generiche. Quindi approfittate di questa opportunità che vi viene data per togliervi magari il dubbio su una situazione che vi sta a cuore o qualcosa di preciso, mirato. Come va l'amore per me nel prossimo periodo? No, questa è una domanda troppo debole e troppo ambigua nell'interpretazione, soprattutto perché non vi conosciamo o perché non abbiamo modo di approfondire poi durante una diretta dove il tempo è quello che è, le domande, no? Quindi mettete ovviamente nella domanda dei riferimenti più specifici. Esatto. Per esempio, facciamo il caso che voleste sapere come va il rapporto tra voi e un'altra persona, dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, il nome e la data di nascita di questa persona, dare indicazioni se per esempio questa persona è già impegnata, se la state frequentando da tempo, se è una nuova conoscenza, se è una vecchia fiamma, se voi siete impegnati, questa persona libera o viceversa. Quindi cercate di mettere delle indicazioni più precise così da farci risparmiare tempo piuttosto che fare delle domande, ma com'è, da quanto lo conosci, cioè mettete qualche indicazione per quelli che sono i caratteri che avete a disposizione nel commento, quindi approfittate anche dello spazio gratuito che avete per scrivere. Ma prima di iniziare a rispondere parliamo anche dei prodotti che oltre al sito del capitano di gara mettono e Manettone Veneziana mettono a disposizione per chi vuole in un certo senso migliorare, insomma, quelle cose lì. Tu hai visto un topino passare? Ho visto un topino! Un topino, topolotto in moto? Molto top. Allora, questo che vedete in sovraimpressione è il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. In questo sito trovate tra le tante sezioni molto materiale gratuito che condividiamo con voi dal 2015, materiale prevalentemente di radionica, quindi questa bellissima tecnica che permette di intervenire nelle situazioni per il tramite delle onde di forma, esatto. Ma non solo nelle situazioni, anche su quello che è le frequenze, le energie della persona, di proteggerla, schermarla, migliorarne il magnetismo, e eccetera. poi Quindi bisogna dire che abbiamo messo dal 4 luglio 2022 nel sito una dispensa nuova, una delle sì, tante dispense gratuite con 30 circuiti radionici. Bravissimo, ok. Ovviamente questo è l'ennesimo dono
del Marietto Veneziano. Qui c'è di nuovo tutta la sua disponibilità nel permettervi di intervenire, comunque di lavorare anche con quelle che sono energie e forze cabalistiche, quindi in questa dispensa è stata coniugata conoscenza esoterica e cabalistica con la radionica, molto, molto utile. Andate a scaricarlo, e se non sapete come usare i vari circuiti, vi ricordo che nel canale YouTube del Marietto Veneziano troverete le spiegazioni di utilizzo. Mhm. E qui invece la nostra Questo, pubblicità. esatto, questo Il nostro sponsor il nostro della sponsor giornata, perché noi vivente. abbiamo il Vivente che ci sponsorizza e ci dà la possibilità di fare queste bellissime trasmissioni. Esatto, questo sponsor è un artista giovane, generalmente si occupa di tematiche sociali, ha deciso di disegnare questa immagine che vedete in sovraimpressione, proprio per raccogliere, riassumere quello che è il contributo che possiamo mettere al vostro servizio, sia il Marietto che la sottoscritta. Esatto. Quindi tutto ciò di cui ci occupiamo, disegnato così su questo simpatico file. In modo grafico, con tanto di tablet, insomma è roba moderna, Esatto. non è roba per noi, diciamo. E poi noi ci occupiamo anche di protocolli energetici, di riti operativi e di sigilli che ci stanno tanto a cuore. Esatto. Sigilli di Mosè, soprattutto perché ultimamente sentiamo al telegiornale o su TikTok o sul tubo o sui social che insomma situazioni difficili per molte famiglie italiane per via della corrente, per via di questa guerra in corso. La difficoltà di arrivare a fine mese, pagare insomma, le bollette. Insomma, sono situazioni difficili e noi siamo sempre sul pezzo. Poi chiaramente abbiamo anche i sigilli armonici, insomma, che è il legale Marietto Veneziano, e poi abbiamo il nostro ciondolo che ormai è un Best Buy, che ormai ne abbiamo venduto più di 1000. L'albero sefirotico è un talismano cabalistico su cui sono stati eseguiti dei lavori di programmazione con la radionica e la radiestesia per la difesa della persona, per propiziare il massimo equilibrio, situazioni anche fortunate, quindi allora Mariangela, www.ilcapitano, quindi tutto attaccato, ilcapitano.altervista.org. Esatto. Forse si vede qua su in alto, se guardate in cima nell'immagine in alto, proprio dove c'è la pagina in sovraimpressione. Basta cercare il capitano davanti alla distesa su Google e anche tutto. Infatti è il più indicizzato distributore gratuito di circuiti radionici. Mariangela, basta che cerchi il comunque capitano. Ciao Mariangela, che la conosco. Va bene. Sì. Allora, vuoi dire qualcos'altro per farci conoscere o passiamo? Ma direi di rispondere subito. Mi raccomando, per le persone che sono online in questo momento, il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, significa che sceglierete un argomento, ma un argomento mirato, quindi non come andrà per me il lavoro nei prossimi mesi, ma sto cercando lavoro, riuscirò a trovare quello che si adatta meglio alle mie qualità, vi faccio chiaramente un esempio, oppure dobbiamo vendere la casa, finalmente riusciremo a trovare un acquirente, eccetera, eccetera. Quindi specificate molto le domande. Ok, rispondiamo alla prima domanda della nostra Nella. Rispondiamo a Nella. Allora, buonasera Marietto, come va? Come va? Non lo dico come va. Allora, ti volevo chiedere gentilmente se le intenzioni di Raffaele, che è del 70, fra un po' Raffaele compie gli anni. Già, pochi giorni. Fra 4 giorni Raff compie gli anni, farà qualcosa, farà qualcosa del 74. Grazie. Ma ci puoi dire per favore, Nella, nel frattempo, se siete in relazione? Ecco, certo, devi approfondire un po'. È un po', come dire, le intenzioni verso di te, cioè, vicino di casa che vi state già frequentando, è impegnato. Impegnato, esatto. figli, Comincia sposato, intanto a darci queste delucidazioni.
vediamo vediamo un po', vediamo di mentre la capirci di nostra più. Nella ci dice qualcosa di più, perché noi Esatto. siamo dei curiosoni, Eh, siamo dei ficcanaso, Nella, e vogliamo sapere di più. Cosa ci dice? per adesso no. Per adesso Quindi no, cosa? Vuol dire che non si non è... capisce niente. Allora, aspetta che gli faccio domandine. Nella, è sposato? Per adesso no? Vediamo un po'. No. Sembra una seduta medianica questa. Siamo stati insieme. Ok, Allora, quindi aspetta che faccio. Raf e Nella sono stati assieme. Mhm. Lui non è sposato. Lui non ha figli, giusto? Mariangela, non rispondere tu, rifai rispondere a Nella. No, scusa. Nella, lui quindi non ha figli e non è stato sposato, perché sennò va a finire che se esce da una maritata sembra la vicina di casa che porta il e caffè. dobbiamo capire se lui è sposato con qualcuno oppure se è single, quindi ci vogliono delle indicazioni in più, così Vediamo non un perdiamo po'. tempo. Siete stati assieme, vediamo un po'. Va bene, vediamo ecco, comunque. Nella dice... Convive con una, Ah, con un'altra. Ok. Adesso se no qui c'è stata Ok, fuori una che quindi magari sono stati insieme, convive con un'altra, e non ha figli. per ora non hanno nessun tipo di contatto perché ha scritto per adesso no, vediamo quindi che intenzioni. Allora vediamo un po' il nostro Raf. Beh, ricordiamoci che ce n'è un'altra e vedi qua, ma l'altra ha figli? L'altra sai se ha dei bambini, perché qui c'è già una donna con dei figli. C'è una figura. O tu Nella, allora facciamo così, tu hai dei figli Nella, perché così si capisce meglio qui se il ruolo è di quella donna che è ufficialmente la sua compagna oppure... sì. Vediamo un po' se Nella ci aiuta un po', perché sennò... Perché qui sembra che per ora abbia, come dire, c'è qualcuna con dei figli molto forti. O la sua compagna, perché c'è da dire anche questo. Sono io sposata. Capite che così... Quindi tu hai figli allora, per forza. Quindi abbiamo perso 5 minuti a farti il terzo grado. La prossima volta, che però non sarà presto perché lo spazio va lasciato a tutti, quindi però quando ricapiterà ricordati di mettere tutte le informazioni sì, perché in un'unica domanda. Adesso capiamo chi... Ma tu hai figli quindi Nella, perché sennò non capiamo chi è questa tizia qua. Comunque di fatto per ora la situazione è così com'è e va così. La carta della costanza lascia intendere comunque che c'è un reiterarsi della situazione. È chiaro che c'è anche il valore di questa donna, come se vincesse alla distanza, però da capire chi. Perché hanno pizziconi. Comunque Nella, andiamo corto. Perché... guarda, non c'è da girarci tanto intorno. Ha visto che ne ha Nella figli? Sì. Infatti è uscito che c'era qualcuno con però lo vedi che l'esito è quello che è. Allora Nella, diciamoci un po' come stanno le cose. L'esito ti fa già capire che hai fatto bene a non dire tutto così, però vedi disgrazia, freddezza, morte. Allora, sto Raffaele gira come vuoi la frittata, però vedi disgrazia, sacerdotico vuol dire freddezza, morte, quindi adesso diciamo che ho fatto 3 dosi, vabbè, adesso... però insomma sono delle carte molto pesanti, questo è il finale, quindi tutto il resto che ci metti in mezzo. Guarda, ti raccontiamo gli sviluppi, ma alla fine sembra proprio che comunque questa cosa si chiuderà e basta. Esatto, per quanto riguarda gli sviluppi, partiamo da una situazione di un passato recente dove sono stati fatti dei movimenti per mettere un po', sanare un po' qualcosina, quindi magari dei piccoli compromessi oppure un gesto a partire da un corteggiamento che però è stato solo a chiacchiere, perché in realtà comunque compare con la carta della superbia tanto di qua, tanto di là delle altre persone, quindi persone rivali. Adesso viene valutata questa opportunità eventualmente, ma la carta della falsità non parla di rischio, eventuale attesa, pazienza e comunque, come ha detto il Marietto, bugie, quindi non è certamente il clima preferibile. E infatti, vedi, Deliranti vecchia signora, Gran Consolazione, parla di un clima assolutamente dove viene detto tutto
tutto È il il suo contrario di contrario, vengono tutto, il rimangiate futuro. le parole, Anche c'è perché l'intromissione di un'altra persona, insomma, potrebbe essere una donna più grande, quindi potrebbe essere una mamma che in qualche modo dà consiglio ma agita le acque, come potrebbe essere quest'altra donna, soprattutto se è più grande di te. Quindi poi diciamo vedi, che vedo te che aspetti una te che risposta, aspetti, però ma lui ci gelosia. l'incontro che non avviene perché l'attesa con una carta di privazione rispetto all'incontro, è chiaro che l'incontro non ci sarà. Quindi puoi aspettare e sperare, lui dirà tante cose, se le dirà e comunque se le rimangerà. Sì, E alla fine quest'uomo si farà la sua strada, quest'uomo diventerà egoista, freddo e sicuramente si farà la sua strada, anche perché comunque c'è chi controlla, c'è chi spia, non è proprio... Nella, diciamo Lascialo che andare, Nella, inutile che nella stai lascia ancora ad aspettare. stare, tu sei forte e tutto, ma questo tizio qua No, secondo me siamo arrivati... alla frutta. Sì, se non è questione di adesso, tra qualche mese sarà così. Bene, andiamo alla prossima domanda. Vediamo Comunque un nella po'. prossima volta, fra non so quanti mesi, Esatto. se fai ancora domande, trovi un altro Raffaele, mi raccomando, beh, adesso sappiamo chi sei, però mi raccomando precisa, perché sennò 20 domande per arrivare a un dunque. Quindi, esatto. Mariangela, Ok, la nostra Mary, Mariangela, riuscirà a cambiare lavoro nel settembre del 63? 63. Vediamo subito. Comunque vorrei consigliare tutte le infermiere che avranno sicuramente in futuro, visto la terza guerra mondiale, tantissimo lavoro. Esatto, studiate da infermiere. Studiate infermiere perché quella della guerra che sta per arrivare, ecco, ormai molta gente avrà bisogno di assistenza. Di essere assistite, sì, esatto. Il lavoro del futuro è infermiere, dottore o becchino. Anche quest'ultimo. O esattore delle per tasse. I forti di stomaco. Esatto. Vecchia signora. Beh, il taglio è molto buono. Gran signore. È un taglio comunque positivo che apre ad un periodo più sereno, esatto. E c'è comunque una presenza di una persona che sicuramente, anche di Achille che si è messo lì. Vedi, lei è forte, c'è un contratto in Certo. arrivo. Cosa ho visto? Mariangela, la vedo un po' impegnativa la cosa. Allora, la partenza era molto buona, mi faceva sperare, mi faceva ma guarda illuso. qua Nel presente c'è molta carne al fuoco, vedo che c'è forse un contratto in arrivo positivo, però forse sarà anche per i tempi che stanno arrivando, pensi Ille? ma insomma, perché c'è da mettere a posto molte cose. No, ma qua sembra arrivare qualcosa che potrebbe anche essere di tipo amministrativo, legale, quindi c'è una situazione un po' pesantina. Attenzione, perché adesso c'è una seria possibilità, che è anche quindi buona, devi però... proprio coglierla adesso, perché è possibile che molti aiuti o altre circostanze che in qualche modo potevano favorirti in realtà verranno meno. E siamo già partiti da una situazione abbastanza critica, dove probabilmente sei stata raggirata. Ti hanno rubato, sì, sembra che ti abbiano detto. Fortunatamente te la sei cavata perché sei una persona ok, qui si vede che sei una donna, una signora che si dà molto da fare, lavoratrice che non si ferma mai e sembra che le cose vadano bene. Infatti però... c'è una bella parentesi, cerca di cogliere le occasioni che si presentano a stretto giro perché effettivamente ce n'è qualcuna piuttosto valida. Stai attenta perché il finale ci fa capire che la cosa, vedi, tu sei sempre molto laboriosa, anche però attenzione, perché quel tipo di persona che ti promette qualcosa non è un bravo pagatore, poi vedi spia, rimpianti. Non sempre il cambiamento è positivo. Non sempre il cambiamento. Se poi, per esempio, come ha detto lui, si presenta magari l'occasione, il Marietto, si presenta, esatto,
No, dillo perché magari... No, diciamo, il Marietto veneziano Veneziano. ha detto che se magari si presenta appunto questa opportunità di un colloquio, è possibile che poi nascano delle complicazioni, quindi... Poi non fidarti, perché mi sembra un tipo un po' che promette tanto. Questi sono i classici tipi che hanno delle ma già qui si vede che qualcuno le fa una proposta, che come che chiudesse tutte le situazioni, altri guai sì. No, solo se insomma. farai un cambiamento fidandoti di una persona che in realtà poi Esatto. sembrerà fare i propri interessi. Quindi sei stata avvisata, diciamo così, o comunque, visto che so che ci dobbiamo sentire, che ho riconosciuto il nome, approfondiremo questi aspetti poi in privato. Allora, Mariangela, digli che ti manda il Marietto. sì, il Marietto. Comunque, a parte gli scherzi, Mariangela, non fidarti, perché qualsiasi cosa ti prometterà questo, gli non cresce è il naso, necessariamente, potrebbe causarti problematiche per Pinocchio. cui magari poi puoi rimpiangere di aver fatto una scelta. È anche una brutta persona, perché guarda, già. No. E anche qua, vedi qua sotto questa carta qua, è un tipo che vuole solo È un po' guadagnare. furbo, sì. Quindi c'è una proposta lavorativa, ma però devi valutarla veramente non bene. muoverti di dove sei, perché sembra che sono delle sibille un po' deboli, fanno un po', non dico cosa fanno, perché poverine. no, stavo per dire, fanno cadere le cazzette, ma sui, come si chiama, i fantasmini, sì, quindi non più giù di così non vanno. Quindi... Allora, vediamo se ci sono Allora, non ci sono altre domande, quindi vuol dire che ci lasciano andare a mangiare e noi li invitiamo per quando? È giusto, martedì non ci saremo. No, siamo fuori per lavoro, siamo stati convocati fuori Italia addirittura, quindi mancheremo una settimana. A lavorare per una grossa situazione all'estero, una multinazionale, e quindi ci dobbiamo un po' allontanare. Saremo fuori per tutta la settimana, quindi nessuna diretta il martedì e giovedì, però il martedì 4 e il giovedì 6 saremo di nuovo online, 21:15 e 19 il giovedì. Ci mancherete, però pensate noi mentre noi stiamo... portati l'abito nero, non da sera. No, la veste, lo so. La veste, intendo, io porto il cerchio. Va bene, cari amici, vi ringraziamo di averci tenuto compagnia. Quando fate le prossime domande, mi raccomando, precise, puntuali, non a mozziconi, perché sennò avete visto che il terzo grado vi facciamo. Le sibille dopo vi fanno vedere una donna con dei figli, non si capisce se la vicina di casa che porta il caffè. Di chi stiano parlando. Ok, grazie.